Oggi al Liceo Politi facciamo un incontro con gli studenti per trattare due temi che sono molto sentiti e molto importanti: la violenza di genere e il bullismo. Tutti e due i temi attengono in generale alla violenza e l'amministrazione comunale ovviamente cerca di trasmettere questo messaggio agli studenti per cercare di fermare i comportamenti violenti già all'inizio con gli studenti, cioè nelle età più giovanili. Questo perché riteniamo che i comportamenti possano essere cambiati solo nelle età più precoci e non quando questi comportamenti vengono ormai radicati negli adulti. Oggi è una giornata importante perché abbiamo la partecipazione anche di personalità che ci aiutano in questo compito, quali il professore Pira, l'avvocato Girona e l'ispettrice superiore Maria Rosa Volpe. Loro ci consentiranno di mandare questo messaggio ai ragazzi che speriamo possa essere recepito e quindi essere utile per loro e per la società in generale. Oggi è importante parlare di fake news e di misinformation, per questo abbiamo voluto scrivere questo libro insieme ad Andrea Altinier per parlare di come è cambiato il mondo del giornalismo, e infatti il libro l'abbiamo intitolato Giornalismi, proprio perché crediamo che esistono più forme di giornalismo. Le fake news e la misinformation fanno ormai parte della nostra quotidianità. Pochi giorni fa l'Ordine dei Medici ha addirittura promosso una campagna per cercare di arginare questo fenomeno di persone che vanno su Google e cercano di guarirsi attraverso i consigli che vengono dati dalla rete. Allo stesso tempo le fake news non sono un fenomeno nuovo. La prima fake news, noi l'abbiamo scritto nel libro, è proprio il cavallo di Troia. Si pensava fosse un dono per una dea, invece è servito per motivi legati alla guerra, per espugnare una città. Un altro esempio di fake news è quello della bambina che ha scritto ad un giornale americano per chiedere dell'esistenza di Babbo Natale, e il giornale ha confermato questa notizia proprio perché non voleva deludere la bambina. Quindi ci sono delle fake news, diciamo, in positivo e alcune in negativo. La misinformation è cosa diversa, è la creazione di una verità alternativa rispetto alla verità, e quindi con cascate informative che arrivano a persone che rilanciano attraverso i social queste notizie. Su questo abbiamo tentato di fare, dopo 2 anni di ricerca, il punto della situazione. Abbiamo messo a disposizione questo lavoro.